di questa giornata, 4 tempi da 8 minuti ciascuno. Palla 2 conquistata da Vicenza, in maglia nera, va a segnare con Enzo, in maglia gialla, numeri blu, Mastinica Grandi Verona. Va a segnare parità 1-1. Rimessa Verona con Beppe in testa. Assistenza tecnica per Verona. È stato chiesto time out anche dal numero 5 del Verona, Beppe Testa. 30 secondi, interruzione.
parte di Verona, tempo necessario consentito per dietro il quale la squadra deve oltrepassare al muro di metacampo. Coach time out. Coach time out chiesto dai Mastini Cangrandi Verona. Vicenza con il capitano Giuliolo, rincorso da il MEC, esiste Nicola, Nicolò, avanti Nicola. Marco Ferro blocca Francis Beshan, arrivano i rinforzi per Verona, il palleggio, il retromarcia. Marco Ferro per Vicenza segnale. Marco passa la linea in metacampo. Palleggio bloccato. E penalty try, netto tecnica. Ancora Marco Ferro. Meta per Vicenza.
Capitano Giulio Daniele. Il palleggio Sergio Compagni, Marco Ferro e va a segnare stazione di 9-7 conduce Vicenza su Verona. Il Mac, il taglio del Mac va a segnare. Daniele Renzo. Capitano Giulio segna 30 secondi al termine del primo tempo. Punteggio giusto? Produce Vicenza. Ricordo che questa è la seconda partita del Coppa Veneto, prima partita di questa mattina vinta dai Maschini Grandi Verona su Padova Reggio.
11 Vicenza, 11 Verona, Bejan, intercetta 1 Vicenza. Un passaggio per Marco Ferro che va a segnare. E parte Verona. Time out del Verona, Paolo Maccacaro. Recupera Paolo Maccacaro per Verona, svirgola e va a segnare. Palleggio e segna. Raccoglie la palla Marco Ferro. Daniele segna per Vicenza, numero 6. Bejan, marcato da Marco Ferro. Verona. Giulione e Segato bloccano Maccacaro. Bejan. Rimessa per Vicenza, Giuliolo per Marco Ferro, Slavon, Leggio e va a segnare. Bejan risponde.
segna. Bravi, bravi. Grazie. Rimessa Verona con Beppe Testa. E segna il capitano del Verona. Il pirouette di Marco e segna. (22 a 15). Palla uscita, rimessa per Verona con Beppe Testa. Va Francis. Braccato da Marco Ferro. Non è meta, però possiamo fare un applauso per la buona intenzione. Minuti al termine del secondo periodo. Daniele, Vicenza in attacco. Blocco di Giuliano e Renzo va a segnare. Grande Francis. Capitano Giuliano, pound, rimessa per Daniele. Recupera Verona con Beppe. Capitano Testa.
stato chiesto il time out dal numero 12 del Vicenza. Tentativo di bloccaggio da parte del NEC, segna Marco. Pochi secondi al termine.
invece di 32 a 21. Segna il Mac. Tentativo di Alberto Segato di bloccare il Mac, non ce l'ha fatta. Marco Ferro. Ci arriva il Mac a bloccare Marco. Beppe Testa. Nicola Giuliano va alla rimessa. Segna Marco. Viene portato fuori il giocatore di Verona. Rimessa di Vicenza con Nicola Giuliolo per Marco Ferro. Passaggio in calcio per capitano. Arriva Beppe, ma non lo ferma, va a segnare la squadra vicentina. Sopra la carica Marco. Un minuto al termine. Rexo. Segna Vicenza.
È arrivata anche la signora Nubia a controllare Federico e fa il bene. Scappa via dal blocchi Vicentini. Segna il Mac. Time out chiesto dal numero 10 del Vicenza, Giuliolo, messa in campo Steccanella e segna anche Mario Steccanella. Mastini Calgrandi, blocco di capitano Giuliolo, nell'esperto della retromarcia va a segnare Francis Bejan. Daniele Beppe Francis segna Verona.
Ricorre Steganella e va a segnare. Palla che esce, rimessa. Verona. Intercetta Mario Steganella per Vicenza, pallone lungo, quasi un cross per Daniele che segna. Assistenza tecnica. Per Vicenza entra il numero 4 Emanuele Cibi. Bravo Marco! E anche Marco Ferro è entrato, numero 12, sono entrati solo CD, Nicola Giuliovo il capitano e Daniele Renzo numero 6. Stavolta va dritto Francesco. Infrazione di 12 secondi. La palla verrà rimessa in campo da Verona. Beppe Testa. Steganella. Campione del pallone Bejan.
Canella. Passaggio per Marco Ferro. Un minuto al termine della partita. Cambio per Verona, escono Francis Pescia, numero 12, e il numero 2 Sandu. Entrano il numero 10 Mattia Vincentelli e il Carognolo Stefano Paoli, numero 6. Corriamo alle ore 16, ci sarà la terza e ultima partita della Coppa Veneto di Rugby Carrozzina tra Vicenza e Padova Rugby. Volevo ringraziare per la presenza Maurizio Benito, delegato regionale della FISPES, della Sede italiana sport per le competizioni sperimentali, Antonio Monaro, vicepresidente nazionale della FISPES, e Sandro Trevisana, delegato regionale veneto della Federazione Italiana Rugby. Termina